Arranca il partito al Palamarchetti di Rovereto. Buon pomeriggio per l'11° turno del campionato di Serie A2 Elite Girone A. In campo le formazioni dell'Olimpia Rovereto, assista ai vostri delle schermi, maglia rosso-blu, e del Pordenone Calcio 5 alla destra in completo bianco con bordi rossi. Le formazioni schierate dai tecnici sono le seguenti: l'Olimpia Rovereto schiera col numero 6 Tiago, col numero 8 Gastaldello, 9 Frisenna, 10 Raffigna, 11 Hakimi, 13 Veronesi, che è anche il portiere della squadra, assieme al numero 16 Ceschini, poi col numero 17 Onzacca, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian, 75 Fasanelli. Il mister è Giuseppe Saiani. Il Pordenone risponde con il numero 1 Vascello, 5 Della Bianca, 7 Bortolin, 8 Ziberi, 9 Coren, 10 Cittiui, 11 Stendler, 13 Finato, 14 Grigolon, 17 Basso, 21 Catto, 22 Langella. Il mister è Marco Ervatin. A dirigere l'incontro sono stati chiamati gli arbitri, la signora Sonia Bolognese di Fermo e Paolo Lorenzo Galanti di Pescara. Il cronometrista è Aron Benetti e arriva da Vicenza. Tutto è pronto quindi per questo match che conclude uno straordinario anno 2024 per l'Olimpia Rovereto sul campo di casa, perché venerdì prossimo ci sarà l'ultima giornata proprio dell'anno solare 2024, ma sarà sul campo del CDM Futsal, quindi in terra ligure. Ultima partita davanti ai tifosi che stanno come sempre arrivando per riempire il massimo possibile il Palamarchetti di Rovereto, per essere un po' il sesto uomo. Pordenone che arriva da un periodo sicuramente non positivo in trasferta e cercherà ovviamente di risalire la china in campionato. Ricordiamo che la squadra allenata da Ervati lo scorso anno arrivò ai finali playoff per andare in Serie A, perdendo solo i rigori contro il team del Manfredonia, che salì invece nella massima serie. Siamo tutti pronti per l'inizio del match. Ultime raccomandazioni alla panchina da parte della direttrice di gara, quindi si potrà poi partire per questo incontro. Il quintetto iniziale nell'Olimpia vediamo tra i pali confermato il portiere delle ultime giornate Veronesi, poi abbiamo Tiago, Raffigna, Hakimi e parte titolare per la prima volta sul proprio parquet Davide Vivian, che aveva giocato qualche minuto sul campo dell'LD. Rueda la pelota, buon divertimento, si parte dalla parte opposta, vediamo Vascello tra i pali, poi Stendler, quindi col numero 9 Coren, il 14 Grigolon che cerca subito il passaggio al compagno di squadra, la palla però finisce fuori, col numero 7 completa il quintetto Bortolin. Si riparte quindi con la rimessa laterale per la formazione dell'Olimpia Rovereto. Il tocco per Tiago da parte di Hakimi. Vivian si è spostato a destra, Hakimi viene avanti sulla sinistra, passaggio in profondità per Raffigna che viene anticipato da Coren. L'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per la formazione di casa, questa volta però in fase d'attacco, ancora con Hakimi che accede dietro a Tiago. Attenzione perché gli ribatte il pallone il giocatore della formazione del Pordenone Grigolon. Poi Vivian, la rimessa ancora indietro per Tiago, quindi Hakimi che cerca ancora un lancio in profondità, ribattuto, prova a partire il Pordenone con Bortolin, lo chiude bene Hakimi che poi cede la palla a Vivian, chiuso Vivian, palla che sibila verso il fondo del campo, la va a recuperare però prima che esca Veronesi per poi cedere il pallone a Tiago. Viene avanti Tiago, ancora il pallone per Vivian, scambio con Hakimi e Tiago, prova ad andare in pressing Grigolon, Tiago non riesce a portarsi il pallone in avanti, la palla è terminata ancora in fallo laterale. 1 minuto e 4 secondi trascorsi, squadre ancora ferme sullo 0-0 in fase di studio. Vediamo Stendler che lancia in profondità, l'anticipo di Tiago che tocca con la punta del piede, mette in fallo laterale anticipando Grigolon.
mentre si riscambiano i fronti ancora laterali Vivian e Hakimi. La battuta di Stendler dietro per Koren. Attenzione a Koren col destro, la ferma lì Veronesi. Palla per Hakimi, subito attaccato da Stendler. Si rinfusa in fallo laterale Hakimi. Pressing subito alto da parte del compagine friulana, che ha a disposizione questa rimessa laterale con Stendler. Passaggio indietro per Koren, poi palla larga per Bortolin, di nuovo Stendler. Cerca spazio, poi dà il pallone ancora a Koren. Koren lancia in profondità per Grigolon, chiuso da Vivian. Doppio tocco rosso-blu. La rimessa, anzi no, a favore dell'Olimpia. Rovereto, l'ultimo tocco quindi era stato di un giocatore del Pordenone, con Hakimi intanto che imposta l'azione. Lo scambio con Rafinha, poi il lancio in avanti per Vivian, l'uscita di Vascello che è andato dritto per dritto, ha scaraventato il pallone in tribuna, anticipando il tentativo di Vivian. Il tocco ancora per Hakimi, palla deviata da Koren, calcio d'angolo per la formazione roveretana dopo 1 minuto e 58 dall'inizio del match, fermo ancora sullo 0-0. La battuta di Rafinha, attenzione al movimento di Vivian che riesce però a girarla al volo. Tocco all'indietro per Veronesi, lancio lungo, intercetta Koren di testa, palla per Grigolon, chiuso bene da Vivian, poi il rimpallo. L'ultimo tocco è del numero 14, rimessa dal fondo per Veronesi, lancio lungo, pallone rimpallato con Stendler in anticipo su Rafinha, palla in fallo laterale. Salutiamo ovviamente anche i tifosi del Pordenone che ci stanno seguendo sul canale YouTube della divisione calcio 5. Passaggio largo di Thiago, troppo però per Rafinha. C'è stata una deviazione, dice l'arbitro, quindi rimessa per la formazione di casa, affidata ad Hakimi. Tira direttamente, praticamente fa un passaggio con Bortolin, uno scambio. Attenzione al lancio lungo, viene scavalcato Thiago, poi va a chiudere la strada Veronesi su Grigolon. Passaggio per Vivian, poi Thiago largo a sinistra per Hakimi che riesce ad andare via Bortolin recupera, pallone in fallo laterale. Ancora proteste per chi deve effettuare la rimessa laterale, viene data all'Olimpia. Tocco all'indietro per Thiago, attenzione a Vivian che si libera a destra, prova Vivian sul primo palo, trova però attento Vascello. Una personalità comunque del 2005 della formazione rossoblù. Vediamo intanto Koren, Thiago respinge, poi Rafinha cerca di andare in contropiede l'Olimpia, Rafinha evita Bortolin, fischia l'arbitro che ha visto un fallo di Rafinha. Calcio di punizione quindi per il Pordenone e primo fallo della partita dell'Olimpia. Stendler punta Vivian, poi però porta la palla in fallo laterale. La rimessa a favore dell'Olimpia affidata da Vivian a Thiago. Con calma Thiago, palla per Hakimi, si alza il pressing con Bortolin e Grigolon, poi Thiago ribatte il pallone, stavolta è Grigolon a protestare. Rimessa affidata a Vivian, dietro ancora per Thiago, poi Rafinha che va via a Bortolin, viene messo giù lui stavolta, un fallo per squadra. Fuori intanto Vivian e dentro Gastaldello. Punizione di Hakimi, l'esterno per Gastaldello, che tocca quindi il primo pallone dell'incontro. Si accentra Gastaldello, pallone per Thiago e poi Hakimi, poi ancora Thiago
Thiago attaccato, poi di nuovo Hakimi, cerca Thiago, trova Grigolon, poi il pallone per Bortolin. Bortolin resiste alla carica, non alla seconda. Fallo di Hakimi che prende anche il giallo. Protestano i giocatori dell'Olimpia un po' con l'arbitro, un po' col secondo arbitro. Tanto pronto Koren a effettuare il calcio di punizione. Hakimi e Gastaldello che si appoggiano sulla barriera, poi Veronesi che sposta ancora un po' Gastaldello. Attenzione a Koren. La botta di Koren respinge Veronesi e poi l'anticipo su Veronesi di Grigolon che porta in vantaggio il Pordenone dopo 4 minuti e 6 secondi. Tanto ammonito mister Saiani. Si riparte quindi con l'Olimpia che deve recuperare lo svantaggio. Vediamo Thiago, lancia in avanti. Rafinha viene cinturato dall'avversario, tocco all'indietro per Hakimi. Hakimi di nuovo per Gastaldello. Gastaldello che cerca di involarsi, ci prova sulla destra, palla in mezzo, Rafinha, Thiago, l'uscita di Vascello. Buona azione dell'Olimpia Corale, 4 minuti e 35. Di nuovo Olimpia che si porta in avanti con Gastaldello. Tocco all'indietro per Thiago. Poi lo scambio Hakimi-Gastaldello. Quindi Thiago fa girare palla veloce ora l'Olimpia per evitare il pressing friulano. Profondità per Rafinha, trattenuto ancora Rafinha, la finta, poi la palla gli sfugge. Attenzione a Stendler, 2-0. Olimpia quindi ora sotto di 2 gol. Tanto Hakimi di nuovo per Rafinha, non lo molla un attimo il numero 5 dalla bianca. La rimessa per la formazione di casa affidata ad Hakimi. Tocco all'indietro per Gastaldello, palla in mezzo poi Rafinha, Hakimi ci prova. Prima intenzione, la palla sorvola la traverso. Un lancio lunghissimo di Vascello, attenzione perché Grigolon era andato a colpire di testa, non è riuscito però a inquadrare la porta. Io ho visto però il lancio perfetto da parte di Vascello. Si riparte intanto dalla parte opposta, Gastaldello va via sulla sinistra, palla in mezzo, Hakimi ribatte la difesa, protesta per un mani di Stendler che però va a dire ad Hakimi che non è vero. Intanto finisce giù Rafinha al limite dell'area, duello con Della Bianca, il tocco centrale, la palla sfugge, attenzione al nuovo contropiede, Pordenone. Poi Thiago viene in anticipo. La rimessa dell'Olimpia, Thiago. Partita che comincia ad accendersi. Hakimi per Rafinha. Rafinha contrastato sempre da Della Bianca. Poi intenzione a Stendler che dà un colpo senza palla a Rafinha, ma gli arbitri non se ne sono accorti clamorosamente. Pubblico che sta
rigurgitando il proprio malumore in campo. Tanto Gastaldello di nuovo per Hakimi, la palla in fallo laterale. Protesta un po' tutta la panchina dell'Olimpia, speriamo che la gara non degeneri. Tanto nervosismo che comincia veramente ad alzarsi parecchio. La rimessa di Koren, tanto entrato Simoncelli, palla in mezzo, attenzione, palla recuperata però da Gastaldello, tocco all'indietro per Veronesi, poi Rafinha trova largo Thiago, poi Simoncelli attaccato a guadagnare il calcio di punizione questa volta Simoncelli, il primo fallo, secondo fallo anche per Pordenone. Punizione battuta troppo veloce da Thiago. Ancora polemiche in campo, non abbiamo capito se era stata chiesta la distanza o meno. Tanto si riparte con Gastaldello che affida la palla a Thiago, poi Rafinha che punta Koren, pallone per Gastaldello, palla in mezzo per Simoncelli, attaccato da Della Bianca, attenzione al contropiede, arriva Thiago a ringhiare su Grigolon che poi non trova la porta, disturbato da Simoncelli, la palla è uscita, ma Pordenone che si rivela molto pungente in contropiede, quindi deve stare un po' attenta anche l'Olimpia a non lasciare troppi spazi ai velocisti della formazione friulana. Gastaldello va via a Bortolin, ancora Gastaldello, pallone deviato, guadagna il calcio d'angolo l'Olimpia che prova a riportarsi dalle parti di Vascello quando sono passati 7 minuti e 25 dall'inizio del match. 2-0 per Pordenone. Gastaldello, attenzione, la palla intercettata da Grigolon, poi pallone per Dalla Bianca, dietro ancora per Koren contro Gastaldello, prova al sinistro, chiude bene Gastaldello, in fallo laterale. Rimessa affidata allo stesso numero 9, palla indietro per Bortolin, attaccato Bortolin, indietro ancora per Koren cerca di andarsene, attaccato anche da Simoncelli, palla in avanti per Dalla Bianca, duello che si rinnova, diciamo, con Rafinha questa volta dall'altra metà campo, finiscono a terra in qualche giocatore, poi la botta di Della Bianca respinta da Veronesi e poi va a recuperare ancora Rafinha, lancio scodellato, intercettato però da Koren, attenzione a Koren, la parata e poi solo mette in rete Grigolon, il 3-0 dopo 8 minuti e 14. Time out richiesto dalla panchina dell'Olimpia che cerca di mettere un po' d'ordine dopo questo inizio abbastanza shock. Pordenone che si è mostrato molto cinico nelle occasioni avute, soprattutto più reattivo anche sulle respinte del portiere, arrivando prima dei difensori dell'Olimpia. Prova Sajani a rimettere un po' a posto le cose. Vediamo che il mister è stato ammonito, così come Hakimi. E si riparte quindi con la ripresa del gioco dopo il terzo gol del Pordenone. Si riparte Simoncelli per Rafinha, intanto Christel, poi Gastaldello, ancora Simoncelli, poi Christel, va via Gastaldello a Bortolino, attenzione a Gastaldello in mezzo, non ci arriva
Simoncelli, occasione per l'Olimpia. 8:29. Riparte Koren con Bortolin, ancora Koren, passaggio in profondità, attenzione, tocco all'indietro di Christel, poi Veronesi, il tacco di Castaldello a cercare e trovare Rafinha. C'è il fallo da parte di Koren, terzo fallo del Pordenone, penso, almeno, no, è fallo laterale, chiedo scusa, ho visto le proteste di Koren, pensavo che fosse stato fischiato un fallo, invece era solamente il pallone uscito evidentemente per l'arbitro con l'ultimo tocco del numero 9, per questo le proteste. Gastaldello in mezzo per Christel, ancora Gastaldello attaccato, pallone che passa in mezzo agli avversari, arriva però prima Dalla Bianca che mette la palla in fallo laterale. La rimessa è per la formazione rossoblu con Christel, palla all'indietro per Rafinha, poi largo per Gastaldello, sempre con il duello con Bortolin, palla che arriva di nuovo a Rafinha, attenzione al passaggio, Christel in mezzo, poi spazza via Dalla Bianca, un fallo laterale anticipando Simoncelli. Passaggio all'indietro, ancora Rafinha che ha ricevuto da Gastaldello e chiude il fallo laterale. Passaggio per Simoncelli, Simoncelli che cerca lo spazio, non ha un compagno, poi appoggia il pallone all'indietro. Rimessa per l'Olimpia, infatti abbiamo visto andare Veronesi con calma verso la palla, quindi evidentemente si era accorto della deviazione. Rimessa di Christel, pallone per Rafinha, Rafinha per Simoncelli, scambia con Rafinha ancora, poi duetto con Gastaldello, arriva anche Christel, Christel lancia a lungo, Bortolini intercetta, poi scaraventa il pallone in fallo laterale. Finato, capitano della formazione del Pordenone, che è entrato in campo, rientra anche Stendler, tocco all'indietro per Rafinha, Rafinha che salta l'avversario, poi Gastaldello, Gastaldello si accentra, palla larga, prova Christel, sinistro di Christel, palla che sorvola la traversa, entrati nel secondo quarto di gara, dentro Zacca, fuori Rafinha, con Pordenone che inizia l'azione con Stendler che ha ricevuto da Dalla Bianca, ancora Stendler, tocco per Finato, scambio fra i due, attenzione al movimento sulla sinistra di Finato, poi Stendler, va via Don Zacca, pallone in profondità, il tocco di Finato, ancora Stendler, pallone che finisce sul fondo, ma pericoloso ancora una volta il Pordenone con queste azioni in velocità, stanno un po' mettendo in difficoltà la retroguardia rossoblu. Simoncelli, poi Gastaldello, Gastaldello, pallone sul secondo palo, Nzaka chiuso da Dalla Bianca, rilancio in avanti di Finato, più a liberare l'area, mandando il pallone in fallo laterale. La rimessa è per la formazione dell'Olimpia. Tanto vediamo in campo nuovi giocatori per la formazione di Ervatin con l'Angella, numero 22. Attenzione intanto a Gastaldello, manda al bar Stendler che non è riuscito a stare in piedi, poi guadagna una rimessa però la formazione calcio d'angolo, anzi la formazione dell'Olimpia. Attenzione la battuta, Simoncelli sbatte su Koren, pallone ancora in fallo laterale questa volta, con la rimessa toccata corta per Christel, Christel Onzacca, ancora Christel, palla larga, Simoncelli intercetta la formazione con Grigolon, poi grande intervento di Christel in scivolata, Simoncelli finisce giù, si prosegue, Simoncelli che è rimasto a terra, intercetta intanto Gastaldello,
attaccato da Langella, poi però attenzione perché gli ruba palla Langella, l'arbitro dice di proseguire, poi Onzacca non riesce a tenere il pallone in campo, molta confusione in campo in questo momento, mentre l'arbitro avverte i giocatori di non cadere troppo. Fuori intanto Simoncelli, dentro Frisenna. Tocco all'indietro di Langella per Koren, poi ancora Stendler, pallone in avanti, Christel, duello con Grigolon, attenzione al tocco di Stendler che libera il compagno di squadra, palla che scheggia il palo con la botta da fuori area di Koren. Christel in avanti per Frisenna, buono lo scambio, poi Koren tocca in fallo laterale. Finisce giù intanto Frisenna, ma non fiscano più gli arbitri. Intanto attenzione che si è un po' addormentata l'Olimpia, poi Grigolone e la palla che entra in gol. È stato un cambio della panchina di Gastaldello che ha lasciato praticamente libero Grigolon, che è riuscito a evitare anche l'ultimo tentativo di Onzacca e ha portato a 4 la formazione del Pordenone. Tanto Hakimi chiuso, poi rilancio lungo di Koren che blocca Veronesi. Pallonetto, attenzione al lancio, ancora libero, pallone non è entrato, dice l'arbitro, dice di no anche l'altro arbitro. Pericolo però, difesa dell'Olimpia oggi che è un po' troppo distratta. Attenzione intanto al passaggio in avanti, colpo di testa di Hakimi, poi l'anticipo da parte di Grigolon, rientra Thiago per Christel. Onzacca per Thiago, ancora Onzacca, lancio deviato, rimessa per l'Olimpia. Tocco di Frisenna indietro per Hakimi. L'arbitro però ha detto che la rimessa è per Pordenone. Rimessa di Stendler per Koren, Koren chiuso da Frisenna, palla però uscita sul fondo. 6:41 da giocare in questo primo tempo abbastanza tragico per la squadra di casa. Attenzione a Grigolon, respinge Veronesi, poi prova Hakimi, va via Langella, duello veloci e poi Koren che scaraventa in tribuna. Provato ad andarsene Hakimi, ma Langella lo ricordiamo anche molto veloce quando ha affrontato in campionati diversi, quindi passaggio per Thiago in profondità, poi l'ultimo tocco è di Frisenna, rimessa è per Pordenone. 6:22 ancora, bisognerebbe riuscire a fare almeno un gol per l'Olimpia per rientrare un po' in gioco. Poi Thiago che però tocca il pallone quando Onzacca era partito in profondità, quindi la palla è uscita in fallo laterale. Ancora il lancio in avanti, Frisenna, Thiago, poi recupera ancora Finato, ultimo tocco ancora di Frisenna, rimessa fuori Onzacca, dentro Rafinha, rimessa di Stendler, ancora a chiudere
Frisenna nel duello fra numeri 9 su Coren, fuori anche Langella, dentro Bortolin, la rimessa affidata dalla Bianca. 5,56 ancora. Il lancio lungo di Vascello, testa di Hakimi, manda il pallone in fallo laterale. Intanto sta scaldando anche Fasanelli. Ora la palla in fallo laterale, palla in mezzo, attenzione, il pallone è stato deviato in calcio d'angolo. Movimento, tentativo di Finato che esce sul fondo, la rimessa di Veronesi per addirittura perde la palla anche lui, non poteva più riprenderla in mano ovviamente. Attenzione, intanto il tiro ancora di Finato che esce, Olimpia che è proprio un po' nel pallone, prova Thiago sulla sinistra, il tocco per Frisenna con Dalla Bianca a controllarlo, il tocco in mezzo, prova Rafinha, palla respinta da parte di Stendler, ancora Rafinha largo per Hakimi che prova ad andarsi sulla destra, evita Bortolin, palo esterno da parte di Hakimi. Ancora il pallone per Frisenna, però allunga il pallone, intervento di Stendler giudicato falloso, terzo fallo per la formazione del Pordenone a 5 minuti dal termine. Punto di battuta Hakimi. In corsa di Hakimi, pallone ribattuto da Stendler, poi ancora Hakimi, ancora il pallone ribattuto da Palo e Vascello, forse più Palo, attenzione al contropiede, Bortolin chiude Hakimi, fallo laterale. Time out intanto richiesto anche da Pordenone. Ci fermiamo per qualche istante. 4,49 dal termine, il primo tempo 4-0 per il Pordenone sul campo dell'Olimpia Rovereto. Intanto ne approfittiamo anche per dare i risultati delle partite degli altrocampi giocate nel pomeriggio, con la sconfitta per la capolista Savia Testa Mantova contro il Mestre Fenice 6-4, ha vinto l'LD 2-0 con i Sainz, l'Olimpia sta vincendo 4-3 Olimpia Verona sul Leonardo, mentre ieri vittorie per Cesena, Macamprata e Lecco negli anticipi su Sporting Altamarca, CDM Modena Cavezzo. Qua è, come abbiamo detto, 4-0 per il Pordenone, con un inizio di partita drammatico per la formazione di casa, che ha preso 3 gol in pochi minuti, poi è arrivato anche il quarto su un rilancio che ha sorpreso la difesa dell'Olimpia, anche perché si stava facendo un cambio. Il pallone intanto è uscito, 4 minuti e 39, Thiago per Rafinha contro Bortolin, cerca di andarsene, passaggio largo per Hakimi, di nuovo Thiago, di nuovo per Rafinha, pallone scodellato ancora per Thiago, poi ancora Rafinha, cerca qualche pertugio l'Olimpia per avvicinarsi a Vascello, Rafinha chiuso da Finato, attenzione contro Rafinha e Bortolin, fischia l'arbitro il fallo contro Bortolin,
quarto fallo del Pordenone. Pronto sul punto di battuta Rafinha, c'è Fasanelli che è entrato in campo anche dopo il time out, il ruolo di pivot, botta di Hakimi e terzo palo per lui, splendida cannonata da parte di Hakimi, richiede una deviazione Thiago. Attenzione intanto, perché non è, invece di stare a protestare bisognerebbe un po' stare attenti a difendere, perché Pordenone batte in fretta il calcio di punizione. Intanto Bortolini attaccato da Thiago, il tocco per Grigolon. Vediamo il passaggio in mezzo di Stender, fallo di Fasanelli, munito anche Fasanelli. Terzo fallo intanto per l'Olimpia, rimasto a terra Stendler. Viene tutti, sia il massaggiatore della formazione ospite, il medico di casa, anche i componenti dell'ambulanza, che ricordiamo in A2 è obbligatoria, in A2 Elite chiedo scusa, è obbligatoria, quindi un po' tutti a vedere cos'è successo al numero 11 del Pordenone. Mentre rispetto alla formazione annunciata abbiamo visto che in panchina come secondo portiere non c'è Ceschini ma Lorenzo Spangaro, quindi è stato un errore nella comunicazione da parte dello speaker all'inizio. Non sta tanto bene Stendler, continua a rimanere a terra. Sembra che abbia battuto la testa nella caduta, evidentemente, almeno da quanto hanno mimato i due tecnici che stanno parlando. Quindi una botta in testa per il numero 11. Infatti adesso vediamo anche noi che viene posto del ghiaccio. Gioco intanto fermo, quindi sperando ovviamente che possa rialzarsi il giocatore friulano. Sembra che venga messa una fasciatura sulla testa del giocatore del Pordenone.
Momento quindi anche per i tecnici per rimettere un po' in ordine le idee delle squadre, soprattutto quelle dell'Olimpia, che hanno subito i 4 gol nel corso del primo tempo. Non è stata fortunata nelle occasioni avute, con 3 pali di Hakimi, 2 esterni e uno pieno con una botta incredibile dai 15 metri che si è stampata con vascello fermo sul palo alla sinistra del portiere ospite. Vediamo se c'è il bisogno del trasporto del giocatore. Penso di sì, perché vedo arrivare la barella, quindi probabilmente verrà portato all'ospedale per un controllo. Un grosso in bocca al lupo a Stendler. Vediamo la testa fasciata, adesso verrà posto sulla barella. Credo più che altro per il controllo sulla botta chiedo scusa, sulla botta presa in testa, sicuramente deve essere verificata. Grosso in bocca al lupo, c'è anche l'applauso di tutto il pubblico per il numero 11 della formazione del Pordenone. Saluta Stender, che quindi comunque fa capire, insomma, che proprio la botta alla testa da andare a controllare. Almeno abbiamo visto salutare e dare un po' di rassicurazione con questo gesto ai tifosi. Tanto si ripartirà col calcio di punizione, da cui è scaturito il fallo proprio che ha poi provocato la caduta del giocatore che ha appena lasciato il campo. Attenzione alla punizione, la palla ha colpito l'incrocio, non sappiamo se è entrata, però gli arbitri dicono di no. Però un bel calcio di punizione quello di Bortolin, se non vado errato, che praticamente impatta il palo colpito da Hakimi, anche se in un'altra maniera. Adesso ci sono proteste della panchina degli ospiti. Ovviamente senza la goal line technology è un po' impossibile capire se il pallone era entrato o meno, almeno dalla nostra postazione. Rimessa per il Pordenone, 3 minuti e 20, rientra in campo Gastaldello per Fasanelli, rilancio di Vascello, sempre perfetto, e gol di testa da parte di Grigolon, ancora lui. E alza la manita il Pordenone a Rovereto. Ora diventa come la salita allo Stelvio questa partita. Caldello
fallo, è ammonito Castaldello. Quarto fallo dell'Olimpia, 4 a testa. Palla recuperata da Castaldello, ribatte Bortolini, fallo laterale. C'è un po' di confusione in campo. Rimessa affidata al numero 8 dell'Olimpia. Hakimi, largo per Thiago, poi Frisenna indietro, prova Thiago, ma c'è il muro che si è chiuso da parte della difesa friulana. Dice rimessa laterale l'arbitro, non calcio d'angolo. Attenzione a Rafinha, palla intercettata da Koren che ha mandato in fallo laterale. Rimessa ancora per Castaldello. Hakimi, ancora Rafinha, palla larga per Castaldello, chiuso, fallo laterale da Bortolini. Ovviamente energia raddoppiata per la formazione del Pordenone che ha chiuso un primo tempo perfetto con 5 gol di vantaggio. Sa che nel calcio a 5 le partite non sono mai finite, però l'Olimpia è, diciamo, molto nella buca e dovrebbe risalirci proprio cambiando nella ripresa. Attenzione intanto a Castaldello, chiude Bortolin, fallo laterale per l'Olimpia. Castaldello chiama lo schema, tanto 2 minuti e 16 da giocare. Tocco all'indietro per Rafinha, palla larga per Thiago, chiuso il fallo laterale da Dalla Bianca. Ancora il passaggio per Rafinha, poi vediamo Hakimi, va via Hakimi, sinistro di Hakimi, deviazione di Vascello in calcio d'angolo. Christel intanto al posto di Thiago. Attenzione al pallone in mezzo, non riescono a deviare i giocatori dell'Olimpia. C'è stata una deviazione, dice l'arbitro, da parte di un difensore del Pordenone. E poi calcio d'angolo, 2 minuti dallo scadere di questo primo tempo. Prova il pubblico a dare un po' di spinta, palla respinta da Dalla Bianca, Hakimi largo per Castaldello. Castaldello sempre il duello con Bortolin. Tocco largo per Hakimi contro Dalla Bianca, si accentra Hakimi, salta 2 avversari, salta anche il terzo, palla per Rafinha, il bugger di Vascello, poi chiuso Rafinha da Dalla Bianca. Rimessa per l'Olimpia, Hakimi per Christel, poi Hakimi per Frisenna e per Rafinha, chiedo scusa, duello all'arma bianca con Koren, poi arriva anche Grigolone, la palla poi di Hakimi che finisce fuori sul tocco di Christel in mezzo. Grigolon attaccato da Christel. La rimessa per l'Olimpia. Rafinha, Christel, poi Castaldello, ancora Christel, pallone che arriva a Vascello, attenzione a Vascello che trova spazio, Vascello col destro, Dalla Bianca tocca, devia in calcio d'angolo Veronesi che si è visto sbucare un altro giocatore davanti. 1 minuto e 02. La rimessa ancora per la formazione ospite, non è passato praticamente neanche un secondo. Bortolin, tocco all'indietro per Koren. Koren attaccato da Castaldello, preferisce dare dietro al regista della difesa, Vascello. Ancora un lancio lungo, attenzione.
che non ci arriva ancora una volta Finato, ma veramente Vascello può fare il regista perché fa dei lanci incredibili col piede, e l'Olimpia è un po' anche distratta perché ormai dovrebbe averlo capito che i lanci per i pivot sono sempre pericolosi. Intanto Christel, palla larga per Rafinha, un po' in profondità, tocco recuperato da Gastaldello, ancora Rafinha punta l'avversario, Rafinha finta su Dalla Bianca, il sinistro, però trova il muro di Finato a mettere il pallone in fallo laterale. 22 secondi, c'è forse una chance ancora per l'Olimpia. Vediamo Christel, palla per Gastaldello contro Koren, Gastaldello in mezzo, il tocco di Rafinha, palla però intercettata da Bortolin, bravo a chiudere Gastaldello, attenzione al lancio in profondità, per fortuna Finato non aggancia il pallone. Ultimi 4 secondi, palla arriva a Finato, fischia, suona la sirena, primo tempo che va in pausa con netto vantaggio del Pordenone, 5-0 sul campo di Olimpia Rovereto. Troppo nervosismo in campo, un po' di difficoltà dell'Olimpia che un po' in difesa oggi ha peccato, specialmente nei primi minuti, quando il Pordenone praticamente ad ogni assalto è andato avanti fino al 3-0 per poi allungare al 5 con altri 2 gol. Vedremo nella ripresa, attendiamo quindi una riscossa per il team dell'Olimpia per provare a rimettere in carreggiata una partita che è sicuramente iniziata nel peggiore dei modi, piuttosto a più tardi per il secondo tempo. Di un giocatore del Pordenone con Hakimi intanto che imposta l'azione, lo scambio con Rafinha, poi il lancio in avanti per Vivian, l'uscita di Vascelli, Veronesi che sposta ancora un po' Gastaldello, attenzione a Koren, la botta di Koren, respinge Veronesi e poi l'anticipo su Veronesi di Grigolon per Hakimi di nuovo per Gastaldello che cerca di involarsi, ci prova sulla destra, palla in mezzo a Rafinha, Thiago, l'uscita di Vascello, buona azione dell'Olimpia per Rafinha, trattenuto ancora Rafinha, la finta, poi la palla gli sfugge, attenzione a Stendler 2-0 per la formazione di casa affidata ad Hakimi. Tocco all'indietro per Gastaldello, palla in mezzo, poi Rafinha, Hakimi ci prova, prima intenzione, la palla sorvola Veronesi e poi va a recuperare ancora Rafinha, lancio scodellato, intercettato però da Koren, attenzione a Koren, la parata e poi solo mette in rete Grigolon, il 3 a Rafinha. Intanto Christel, poi Gastaldello, ancora Simoncelli, poi Christel, va via Gastaldello a Bortolino, attenzione a Gastaldello in mezzo, non ci arriva Simoncelli, palla all'indietro per Rafinha, poi largo per Gastaldello, sempre con il duello con Bortolin, palla che arriva di nuovo a Rafinha, attenzione al passaggio, Christel in mezzo, poi spazza via Dalla Bianca, un fallo laterale, finisce giù intanto Frisenna, ma non fiscano più gli arbitri. Intanto attenzione che si è un po' addormentata l'Olimpia, poi Grigolone e la palla che entra in gol, ancora Rafinha largo per Hakimi che prova ad andarsi sulla destra, evita Bortolin, palo esterno da parte di... Pronto sul punto di battuta Rafinha, c'è Fasanelli che è entrato in campo anche dopo il time out nel ruolo di pivot, botta di Hakimi e terzo palo per lui, proprio che ha poi provocato la caduta del giocatore che ha appena lasciato il campo. Attenzione alla punizione, la palla colpita, però un bel calcio di punizione quello di Bortolin, se non vado errato, che praticamente 3 minuti e 20 rientra in campo Gastaldello per Fasanelli, rilancio di Vascello sempre perfetto e gol di testa da parte di
Frisenna e per Rafinha, chiedo scusa, duello all'arma bianca con Koren, poi arriva anche Grigolone, la palla poi di Hakimi che finisce, ancora Christel, pallone che arriva a Vascello, attenzione a Vascello che trova spazio, Vascello col destro dalla bianca di un giocatore del Pordenone, con Hakimi intanto che imposta l'azione, lo scambio con Rafinha, poi il lancio in avanti per Vivian, l'uscita di Vascelli, Veronesi che sposta ancora un po' Castaldello, attenzione a Koren, la botta di Koren, respinge Veronesi e poi l'anticipo su Veronesi di Grigolone per Hakimi, Hakimi di nuovo per Castaldello, Castaldello che cerca di involarsi, ci prova sulla destra, palla in mezzo, Rafinha, Thiago, l'uscita di Vascello, buona azione dell'Olimpia per Rafinha, trattenuto ancora Rafinha, la finta, poi la palla gli sfugge, attenzione a Stendler 2-0 per la formazione di casa affidata ad Hakimi, tocco all'indietro per Castaldello, palla in mezzo, poi Rafinha, Hakimi ci prova, prima intenzione, la palla sorvola Veronesi e poi va a recuperare ancora Rafinha, lancio scodellato, intercettato però da Koren, attenzione a Koren, la parata e poi solo mette in rete Grigoloni, il 3 a Rafinha, intanto Christel, poi Castaldello, ancora Simoncelli, poi Christel, va via Castaldello a Bortolino, attenzione a Castaldello in mezzo, non ci arriva Simoncelli, palla all'indietro per Rafinha, poi largo per Castaldello, sempre con il duello con Bortolin, palla che arriva di nuovo a Rafinha, attenzione al passaggio, Christel in mezzo, poi spazza via dalla bianca, un fallo laterale, finisce giù intanto Frisenna, ma non fiscano più gli arbitri, intanto attenzione che si è un po' addormentata l'Olimpia, poi Grigolone e la palla che entra in gol, ancora Rafinha, Rafinha largo per Hakimi, Hakimi che prova ad andarsi sulla destra, evita Bortolin, palo esterno da parte di... pronto sul punto di battuta Rafinha, c'è Fasanelli che è entrato in campo anche dopo il time out, il ruolo di pivot, botta di Hakimi e terzo palo per lui, proprio che ha poi provocato la caduta del giocatore che ha appena lasciato il campo, attenzione alla punizione, la palla colpita, però un bel calcio di punizione quello di Bortolin se non vado errato, che praticamente 3 minuti e 20 rientra in campo Castaldello per Fasanelli, rilancio di Vascello sempre perfetto e gol di testa da parte di Frisenna e per Rafinha, chiedo scusa, duello all'arma bianca con Koren, poi arriva anche Grigolone, la palla poi di Hakimi che finisce, ancora Christel, pallone che arriva a Vascello, attenzione a Vascello che trova spazio, Vascello col destro dalla bianca di un giocatore del Pordenone, con Hakimi intanto che imposta l'azione, lo scambio con Rafinha, poi il lancio in avanti per Vivian, l'uscita di Vascelli, Veronesi che sposta ancora un po' Castaldello, attenzione a Koren, la botta di Koren, respinge Veronesi e poi l'anticipo su Veronesi di Grigolone per Hakimi, Hakimi di nuovo per Castaldello, Castaldello che cerca di involarsi, ci prova sulla destra, palla in mezzo a Rafinha, Thiago, l'uscita di Vascello, buona azione dell'Olimpia per Rafinha, trattenuto ancora Rafinha, la finta, poi la palla gli sfugge, attenzione a Stendler 2-0 per la formazione di casa affidata ad Hakimi, tocco all'indietro per Castaldello, palla in mezzo, poi Rafinha, Hakimi ci prova, prima intenzione, la palla sorvola Veronesi
e poi va a recuperare ancora Rafinha, lancio scodellato, intercettato però da Koren, attenzione a Koren, la parata e poi solo si riprende il match col secondo tempo fra l'Olimpia Rovereto, che ora è alla destra ai vostri delle schermi, e il Pordenone alla sinistra, in vantaggio con un netto 5-0 alla fine del primo tempo, partita che ha visto la formazione del Pordenone capitalizzare subito il vantaggio di 3 gol con veloci ripartenze, poi allungare anche con l'aiuto di qualche disattenzione di troppo della difesa di casa, che è andata un po' sotto il macigno. Vedremo come sta il secondo tempo, pronti i giocatori. Batterà il calcio inizio l'Olimpia con Onzaka, fischio nell'arbitro bolognesi. Abbiamo Gastaldello, Hakimi, Rafinha. Prova subito il pubblico a dare la spinta. Titania Gastaldello, Gastaldello il diagonale sul secondo palo. Koren anticipa Onzaka, recupera Rafinha, ci prova Rafinha, ribatte dalla bianca, poi Koren in calcio d'angolo. Molto attenta la difesa della formazione friulana, che mette sempre qualcuno in aiuto a Vascello davanti alla porta a ribattere i tentativi. Attenzione, non è neanche fortunata nella sfortuna la formazione nell'Olimpia. La deviazione di Bortolin, la palla è rimbalzata su Vascello. Intanto Hakimi, tocco all'indietro per Rafinha, largo per Gastaldello. Hakimi che ha colpito 3 volte il palo. Terzo tiro, quello dove il palo è stato pieno, con una gran botta a spunizione. Intanto Rafinha, palla deviata, recupera Vascello, attenzione a Vascello che con le mani e coi piedi sa sempre dove arrivare, infatti trova Bortolin, rimpallo con la chiusura di Rafinha, rimessa per la formazione di casa con il pallone affidato da Hakimi a Rafinha. Rafinha per Gastaldello. C'è Onzaka che fa il pivot, sta muovendo alle spalle dell'avversario. Intanto Rafinha chiuso da Grigolon, che è stato il mattatore del primo tempo con 3 reti. Intanto vediamo Hakimi, tocco intercettato da Bortolin, lancio in avanti, forse aveva tentato anche il tiro, ma la palla è terminata larga. Hakimi ha ricevuto da Rafinha lo scambio fra i due, ancora Rafinha, respinge Vascello a mani aperte, va via Bortolin ad Hakimi, Bortolin non inquadra la porta, non è uscito Veronesi, ha rischiato ancora l'Olimpia. Tanto Onzaka fra 3 avversari riesce a mantenere il pallone, il numero 17, tocco all'indietro per Hakimi. Poi Gastaldello, attenzione a Rafinha, poi ancora Gastaldello, la deviazione di Hakimi alta. Ancora rimessa intanto per il Pordenone. No, 4 reti ha fatto Grigoloni, infatti sono andato a controllare per essere più sicuro. 4 gol di Grigoloni e uno dello sfortunato Stendler, che ha dovuto lasciare il campo
poco dalla fine del primo tempo, dopo una botta in testa rimediata in una caduta. Tanto lo scambio, Rafinha trova Onzaka, attenzione a Gastaldello, lo chiude in tempo Bortolin, il tocco finale di Gastaldello, la rimessa per il Pordenone. 2 minuti e 32 trascorsi in questo secondo tempo, rimane il punteggio del primo tempo, un'occasione per parte, deviazione di Onzaka che ha chiuso il lancio di Koren. Tanto in campo per la formazione di casa c'è anche Ziberi che non era entrato nel corso del primo tempo, l'ex Verona. Onzaka allarga troppo il piattone, la palla termina in fallo laterale. Rimessa per il Pordenone, fidata a Bortolin, tocco per Vascello, questa volta però deve mettere in fallo laterale. Attenzione, Hakimi riesce ad anticipare Koren, palla in mezzo, controlla Vascello, palla di nuovo per Bortolin, quindi il pokerista Grigolon, tocco all'indietro. Vediamo ancora Pordenone che può manovrare con tranquillità anche col vantaggio che ha. Fallo di Gastaldello, dice l'arbitro. Primo fallo del secondo tempo, quindi dell'Olimpia. E sarà calcio di punizione per la formazione di Hrvatin. Koren, tocco largo per Ziberi, poi l'anticipo di Rafinha. Gastaldello per Hakimi, Hakimi sulla sinistra contro Koren, va al centro Hakimi, palla larga per Gastaldello, poi arriva a rimorchio Rafinha, trova la deviazione di Bortolini in fallo laterale. Molto attenta in fase difensiva la formazione del Pordenone che chiude ancora una volta i tentativi della formazione. Gastaldello, palla per Onzaka, non riesce ad agganciare il pallone, attenzione al contropiede. Ancora Grigolon, la chiusura in calcio d'angolo di Rafinha. Sarà ancora corner quindi per la formazione ospite con Koren che va alla battuta. Palla a spiovere al volo, ci prova Ziberi, palla in fallo laterale dopo la respinta di Thiago rientrato in campo. Palla all'indietro, ancora Langella, sfida per Vascello, attenzione al lancio di Vascello direttamente sul fondo, rimessa verso Thiago da parte di Veronesi, poi Rafinha, quindi Gastaldello trova spazio, lancio per Rafinha che però non riesce ad arrivare sul tocco del numero 8. Palla che va direttamente a fondo campo, rimessa di Vascello, palla larga per Langella, poi Koren chiuso in fallo laterale da Gastaldello. Rimessa in avanti, attenzione Grigolon, pericolo numero 1 della partita, rimessa guadagnata, tocco all'indietro. Poi Ziberi ad impostare Koren, tocco in mezzo, Grigolon, Langella, Ziberi, tocco ancora indietro per Langella, attenzione al lancio in avanti, poi tocco di Grigolon per Ziberi, chiuso in tempo da Rafinha. Fuori Onzaka, dentro Simoncelli per la formazione dell'Olimpia. L'Olimpia, ricordiamo, oggi deve rinunciare a 2 pezzi importanti come Bazzanella e Mufakir. Intanto la battuta e il tocco che finisce fuori di Ziberi sarà rimessa dal fondo per l'Olimpia. Ziberi lascia già il campo a Dalla Bianca. La rimessa è per la formazione dell'Olimpia con Veronesi che tocca per Christel, anche lui è entrato in campo. Poi Thiago, ancora Christel, apertura larga per Simoncelli, dietro per Thiago, c'è Christel libero, riceve a sinistra, Christel che tocca ancora per Thiago, palla per Rafinha, anticipato da Koren, duello di forza, tiro respinto da Veronesi,
5 minuti se ne sono andati in questa ripresa. Olimpia che prova con Christel, chiuso in fallo laterale da Langella, rimessa dello stesso Christel, tocco indietro per Rafinha, poi largo per Thiago, tentativo di Thiago, però fa buona guardia a Koren, rimessa all'indietro, intanto finiscono giù i due in aria, ma si prosegue, Thiago in mezzo, Simoncelli, si gira Simoncelli, no, la palla finisce alta, non è corner, dice l'arbitro, la rimessa è per Vascello. Rilancio in avanti ancora, bravo Christel, in anticipo di testa, poi Dalla Bianca, poi Christel di mestiere su Grigolon, palla che però arriva a Koren. Seconde palle Pordenone, sembra aver sempre la meglio, intanto fischiato il fallo a Christel su Grigolon, il secondo dell'Olimpia, che ora non deve fare l'errore di prendere troppi falli contro. Già la situazione è difficile. Tanto sul punto di battuta Koren, tocco largo per Langella, Langella contro Thiago, va via in velocità Langella, palla sul secondo palo, Grigolon prova il tocco di finezza, questa volta però non trova la porta. Rimessa di Veronesi per Rafinha, Olimpia che prova con Christel, ancora Thiago, palla per Simoncelli, sempre controllato da Dalla Bianca, ancora lo scambio Thiago e Rafinha, Rafinha in mezzo per Thiago, tocco per Christel, fa girare palla all'Olimpia, vediamo Rafinha che punta Koren, poi largo per Christel, ha spazio a Christel, poi ci incespica un po' sul pallone Christel, mette la palla in fallo laterale Langella, che forse non si era accorto del problema di Christel, che ora prova di nuovo ad impostare, rimpallo su Grigolon che tocca per ultimo, rimessa laterale di Rafinha, in mezzo per Simoncelli, tocco largo per Thiago, Thiago in mezzo, palla sfila via senza trovare compagni pronti alla deviazione, dentro Finato e Bortolin, dentro Hakimi per l'Olimpia. Rilancio di Vascello, stavolta però direttamente a Veronesi, pallone per Thiago, poi Christel, Hakimi, di nuovo Thiago, si avvicina a Christel che poi si inserisce, vediamo Hakimi che ha sostituito Rafinha, Hakimi largo per Simoncelli, Simoncelli punta Bortolin, poi Thiago, cerca spazio a Thiago, poi Simoncelli prova la lunga distanza, il sinistro però si perde sul fondo. 6 minuti e 51 trascorsi, punteggio sempre a favore del Pordenone come nel primo tempo, 5-0, rilancio di Vascello che trova il compagno in avanti, Finato, poi duello con Christel, si prosegue con Thiago, chiuso da Langella, fallo laterale, dietro per Hakimi, Hakimi spazio per il tiro, trova la deviazione, calcio d'angolo per l'Olimpia, c'è sempre qualche gamba dei giocatori del Pordenone sui tiri dell'Olimpia a deviare le conclusioni. Battuta affidata a Christel, attenzione a Simoncelli, tocco per Thiago, altra deviazione, calcio d'angolo ancora per l'Olimpia. Movimento ancora sul primo palo, attenzione però Finato, palla per Hakimi che prova al destro, palla però sibila fuori, rientra Ziberi per Dalla Bianca. Si riparte con la rimessa affidata a Vascello. Vediamo il lancio laterale questa volta per Bortolin, attenzione affinato, è stato il fallo per liberarsi di Christel, dice l'arbitro, anzi no, non è fallo, scambio di 5 fra i due giocatori che evidentemente si sono urtati. Credevamo che l'arbitro avesse fischiato il fallo, invece era solo per andare a controllare le condizioni di Christel. Quindi Thiago, Hakimi,
per Simoncelli, questa volta attaccato in fallo laterale da Ziberi. Rimessa, tocco all'indietro, sbaglia però la rimessa Simoncelli, probabilmente non era sulla linea. Fuori Simoncelli, dentro Frisenna. Rimessa affidata a Bortolin, bravo Hakimi che però poi non riesce a darla, ancora Hakimi da Christel, poi pallone deviato, rimessa per l'Olimpia, continua a guadagnare rimesse e angoli l'Olimpia ma non riesce ancora a far male a Vascello. Rimessa affidata da Hakimi, pallone fuori per Christel, palla respinta da Finato in fallo laterale. Tiene il muro del Pordenone, pallone per Tiago, movimento di Frisenna in aria, poi tocco largo per Hakimi, Hakimi ancora per Tiago, allo spazio Tiago, Vascello la mette in calcio d'angolo, finalmente è andato al tiro verso la porta la formazione dell'Olimpia con la conclusione di Tiago. Calcio d'angolo per l'Olimpia, ha già iniziato a contare l'arbitro. Intanto Tiago largo, palla in mezzo, Christel prova la botta al volo, non riesce a girarla verso la porta, il pallone è andato in tribuna. Mi serve quindi, eccolo qua che ritorna, non serve il pallone di riserva. Vascello effettua la rimessa per Bortolin, tocco per Langella, lancio lungo, troppo però per Finato, palla termina a fondo campo credo, vediamo se è d'accordo con noi l'arbitro, no, ha dato la rimessa, evidentemente è uscita prima. Hakimi punta il Bortolin, poi la palla per Tiago, Hakimi finisce giù, il fallo di Bortolin. Stavano arrivando ad ammonire il numero 7 i due arbitri, poi però si è fermata l'arbitro bolognesi, ammonito comunque Bortolin, il primo giallo per la formazione del Pordenone, 4 invece i gialli già dell'Olimpia, 3 in campo, Fasanelli, Hakimi e Gastaldello più mister Sajani. Calcio di punizione per l'Olimpia, va ad incaricarsi la battuta Hakimi. Sta piazzando la barriera intanto Vascello con Langella, Grigolon che si è avvicinato al palo, poi Ziberi. Intanto vediamo la rincorsa di Hakimi, ribatte Langella, è stato colpito al fianco, ma sembra aver assorbito la botta. Intanto Rafinha, attaccato da Ziberi, ancora Rafinha col sinistro, fa buona guardia Koren, palla però arriva a Veronesi, è rientrato anche il possente numero 9 del Pordenone, il pallone largo per Tiago, la rimessa è per l'Olimpia, lo stesso Tiago a batterla, dietro per Hakimi, largo per Rafinha contro Ziberi, Rafinha largo per Frisenna, tocco di Koren in fallo laterale. La rimessa, palla in mezzo, sfugge però Frisenna, si riparte con il fallo di fondo e la rimessa quindi affidata a Vascello. Attenzione che chiama la palla Grigoloni in avanti, Rafinha però lo marca questa volta dal di dietro, quindi Grigolon deve ricominciare da capo, anche se poi sbaglia il passaggio e dà la rimessa all'Olimpia. Pallone da Hakimi per Rafinha, ancora Hakimi dietro ancora per il numero 10, poi Frisenna, palla sfugge a Frisenna, infatti il fallo laterale a favore del Pordenone. 9 minuti e 10 passati in questo secondo tempo, non ci sono stati gol in questa ripresa. Pordenone che rimane avanti di 5. Attenzione al lancio in profondità, entrato in campo anche Vivian,
arriva l'Angella ad anticiparlo in fallo laterale. La rimessa di Vivian per Frisenna, attaccato da Grigolon. Frisenna che torna fino al limite, poi scaraventa la palla in fallo laterale perché non aveva più spazio per liberare il pallone, e quindi ci sarà il calcio d'angolo, credo, per la formazione ospite. Purtroppo l'angolo c'è nascosto da tutte le teste degli spettatori. Attenzione intanto a Ziberi, poi l'Angella prova la conclusione al volo, trova la respinta di Vivian in fallo laterale, palla all'indietro per Ziberi, largo per Koren in mezzo, anticipo di Vivian, poi Frisenna, quindi in avanti Hakimi, tocco per Rafinha, attenzione a Vivian a sinistra, riceve, chiuso dall'Angella in fallo laterale, rimessa dello stesso Vivian per Hakimi, palla in mezzo sporcata da Koren, non arriva Frisenna, poi pallone per Veronesi, di nuovo Rafinha, stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara, intercettato la palla di Rafinha a Grigolon che affonda sulla sinistra, Rafinha lo chiude anche Frisenna, Grigolon in qualche maniera riesce ad entrare ancora per un po' in possesso di palla, poi la palla arriva a Veronesi. Ultimi 10 minuti di gara, Olimpia con Hakimi, poi l'anticipo di Ziberi su Frisenna, rimessa per la formazione di casa affidata allo stesso capitano. Tocco all'indietro per Hakimi, c'è Rafinha dalla parte opposta, riceve, viene avanti Rafinha, palla in mezzo Frisenna, tocco all'indietro per Veronesi che non trova però compagni liberi, tocca corto ad Hakimi, ancora Frisenna spazio, poi decide che è meglio guadagnare una rimessa per rimettere un po' a posto l'ordine dei compagni. Frisenna dietro per Hakimi, palla larga per Frisenna, ancora Hakimi, Vivian si accentra, poi serve la palla ad Hakimi anticipato intanto Frisenna dall'Angella, prova a andarsene l'Angella, lo chiude bene Hakimi in fallo laterale, dentro Fasanelli al posto di Frisenna. La rimessa, tocco all'indietro per l'Angella, parte di Koren la rimessa, poi l'Angella però in una zona dove non ci sono compagni, rimessa di Veronesi, si muove Hakimi a sinistra, palla corta per Rafinha, ancora 9 minuti da giocare, in mezzo per Fasanelli, tocco all'indietro ancora per Rafinha punta, lo chiude però, attento Grigolon, attenzione a Grigolon, pallone per Koren, palla respinta da Veronesi che ora rilancia per Vivian, mantiene il pallone in campo Vivian, arriva Koren che è un po' la custodia di Vivian, intanto viene fischiato un fallo cumulativo all'Olimpia, quindi diventano 3 i falli dell'Olimpia, probabilmente si riferisce a quello di Rafinha in precedenza. Tanto c'è il calcio d'angolo per l'Olimpia affidato ad Hakimi, indietro per Thiago, palla per Fasanelli, ancora palla larga per Vivian, bravo Vivian, poi l'uscita di Vascello, si era liberato bene Vivian, però ha trovato poi Vascello in uscita a sbarrargli la strada. Ancora il pallone Hakimi, prova la botta al volo, senza fortuna, Vascello per Dalla Bianca, passaggio in avanti, errato, fallo laterale, fuori l'Angella, dentro Bortolin, fuori Hakimi, dentro Gastaldello, tocco di Vivian per Thiago, poi Gastaldello che punta l'Angella, palla larga ancora per Vivian, poi palla per Fasanelli contro Koren, in mezzo, palla che scappa a Vivian, il pallone che termina in fallo laterale per l'Olimpia, l'ultimo tocco è stato del giocatore del Pordenone, ancora Gastaldello, sempre contro Bortolin,
Gastaldello allarga, poi mette verso Vivian, palla che rimbalza tra Finata e Vivian, poi l'intervento di Vivian per il fallo numero 4 da parte dell'Olimpia, che ora entra in zona pericolosa anche sulla situazione falli. Pordenone fermo ancora a 1. Punizione affidata a Koren della Bianca. Attenzione al lancio. C'è munizione anche per Tiago, credo. Altro ammonito nell'Olimpia. Il quinto fallo per la formazione di casa, che ora dovrà stare attenta a non commetterne più per non mandare ai 10 metri. Segnalato il quinto fallo dell'Olimpia. 7 minuti e 42. Sul punto di battuta Bortolin, che prima la posizione defilata ha colpito l'incrocio dei pali interno. Vediamo se ci riprova. Questa volta però rimbalza su Veronesi. Finita in fallo laterale, rimessa ancora per Pordenone a 7 minuti e 41 da giocare in questo primo tempo. Intercetta bene Vivian, va via Vivian, evita Bortolin, tocco per Gastaldello, largo per Fasanelli, ancora per Gastaldello, però peggiormente lunga. Bella azione dell'Olimpia, che è mancata proprio nell'ultimo passaggio per questione di centimetri, e poi Fasanelli guadagna, Vivian guadagna la rimessa laterale tirando il pallone su Finato. È entrato intanto Onzacca. Tiago, attenzione a Tiago, attaccato da Bortolin, dietro per Veronesi, esterno a cercare Onzacca, che però non riesce a controllare il pallone. La palla termina in fallo laterale. Rimessa dello stesso Bortolin, un tocco di testa di Gastaldello, che poi riceve da Onzacca. Ancora Gastaldello, chiuso da 2, chiuso, e poi definitivamente Bortolini fallo laterale. Rimessa ancora per l'Olimpia, che però non riesce ad abbattere l'attento muro del Pordenone. 7 minuti da giocare con Vivian, trova un diagonale. Onzacca ha provato a metterci la testa, ma non è riuscito a dare la deviazione che poteva anche essere pericolosa. Attenzione ancora a Finato, palla per Bortolin a scavalcare, duello con Tiago, palla recuperata da Veronesi, che dà la palla ancora al giocatore Vivian, poi Onzacca, Gastaldello, dietro ancora per Tiago, palla larga per Vivian, di nuovo Gastaldello che punta l'avversario, va via Gastaldello in mezzo, c'è sempre però un giocatore del Pordenone, questa volta della Bianca, che mette in calcio d'angolo. Il tempo passa, 6 minuti e mezzo ancora da giocare. Gastaldella dietro per Tiago. Tiago si accentra, prova Tiago, non inquadra però di poco la porta. Rimessa affidata a Vascello. Attenzione a Bortolin, però non arriva questa volta sul lancio del solito Vascello. Palla per Onzacca, poi Vivian cerca la puntata, palla però arriva tra le braccia di Vascello. Il tocco di Koren per Bortolin, chiuso da Tiago, va via Onzacca, deve tornare indietro Onzacca per evitare il ritorno di Grigolon. Palla per Gastaldello da Tiago, Gastaldello contro Koren, la finta di Gastaldello, Koren di mestiere, dovrebbe essere, vediamo un po', rimessa dal fondo. Sono guardati gli arbitri, avevamo capito. Attenzione ancora Grigolon, e sono 5 per Grigolon, 6 per il Pordenone. Ancora una volta assist di Vascello.
riparte Onzacca, Rafinha, Gastaldello si accentra, largo per Rafinha, prova la puntata, palla però arriva tra i piedi di Vascello che prova ad andare anche per conto suo. Passaggio per Rafinha, Vivian, scambiano fra i due. Ancora Vivian che sta disputando un buon secondo tempo. Attenzione intanto a Gastaldello, ancora Vivian, palla dalla destra, respinta, prova ad andare l'Angella, attenzione perché l'Angella è veloce, bravo Gastaldello però levargli il pallone al momento opportuno, senza fallo. Rafinha, tocco di Vivian per Onzacca si accentra, duello con Koren, poi ancora Gastaldello da Rafinha, Gastaldello che punta della Bianca, tocco in mezzo per Onzacca, finisce giù Onzacca, non ci sono fischi, rilancio chiuso della Bianca da Vivian in fallo laterale. 4:39 dentro Christel per Gastaldello, intercetta ancora Onzacca, però Grigolon gli carpisce il pallone, rimessa per il Pordenone, tocco all'indietro della Bianca, palla per l'Angella che pesca bene Grigolon, apertura dalla Bianca che però riesce ad agganciarla ma non controllarla, e quindi palla che arriva a Veronesi che ha già dato la sfera a Rafinha per Vivian, prova sul secondo palo, non inquadra la porta di poco, va vicino al gol il giovane rossoblù che ora lascia il campo ad Hakimi. Rimessa ancora per l'Olimpia con Rafinha, Hakimi, di nuovo Rafinha, attaccato dall'Angella, gli ruba palla all'Angella, poi arriva in aiuto Christel, palla all'indietro per Veronesi, poi Hakimi scambia con Rafinha, lancia in avanti, svetta di testa Koren, poi il sombrero da parte di l'Angella, palla però finisce sul fondo, riparte ancora la formazione dell'Olimpia, cercare almeno il gol della bandiera, 3 minuti e mezzo ancora da giocare, Hakimi chiuso, fallo di l'Angella, il secondo in questo secondo tempo, fischiato contro il Pordenone. Rientra della Bianca per l'Angella, Hakimi sul punto di battuta, osserva il piazzamento dei compagni, aspetta il fischio per riprendere il gioco, non penso nella soluzione personale da quel punto lì, infatti tocco indietro per Christel, poi Rafinha, palla per Onzacca attaccato, mette in corner Ziberi, chiama lo schema, rientra intanto Simoncelli al posto di Onzacca, Christel alla battuta, vediamo Hakimi chiuso da Grigolon, Veronesi ancora per Hakimi, palla intercettata, attenzione, contropiede, perde palla però Ziberi, poi Christel a sinistra, palla deviata, un calcio d'angolo da Vascello che con Grigolon sicuramente si spartisce l'MVP della partita, ovviamente Grigolon con 5 gol, ma Vascello finora al clean sheet e ha fatto anche diversi assist. Attenzione a Simoncelli, chiude Vascello sul primo palo e poi dice di no anche ad Hakimi, tanto c'è la munizione anche per Christel. Christel non era ammonito, espulso Christel, no. Hakimi ha detto è giusto, quindi evidentemente è scappata qualcosa a Christel.
ha protestato la panchina dell'Olimpia, ma abbiamo visto proprio che il compagno di squadra ha detto è giusto, quindi evidentemente Christel deve aver detto qualcosa alla direttrice di gara che è costato il rosso. 2 minuti e 38, ora l'Olimpia ha anche l'inferiorità numerica in questi finali di tempo. Si riparte con la rimessa laterale per l'Olimpia. Tocco per Onzaka, deve far passare il tempo, duello fra Grigolone e Onzaka, tocco all'indietro, Rafinha. Poi tocco per Veronesi, Veronesi viene avanti, attenzione che il tempo passa, lancio lungo, rimessa per Della Bianca, ormai l'Olimpia non vede l'ora che arrivi il suono della sirena il prima possibile, che è stata veramente una giornata da dimenticare questa, anche se forse anche da tenere a mente per evitare gli errori fatti in questo match. Rimessa toccata per Ziberi da Koren, scambio ancora fra i due, attenzione a Ziberi col sinistro, ribatte Rafinha, poi Onzaka che prova ad andarsene, riesce Onzaka, va via Onzaka, non mantiene però il pallone in campo dopo la fuga sulla destra. Meno di 2 minuti, la rimessa è per Pordenone che ovviamente non va sul velluto con l'uomo in più e 6 gol di vantaggio. Tocco ancora per Ziberi, attenzione a Koren, palla in mezzo, respinta, Hakimi dietro per Veronesi, rilancio di Veronesi, toccato da Finato in fallo laterale. 93 i secondi che mancano, un Natale diciamo un po' amaro per l'Olimpia. Ricordiamo che però anche l'anno scorso l'ultima partita prima di Natale finì con una sconfitta in quel di Aosta, poi da quel momento lì ci fu il rilancio verso una stagione che ricordiamo tutti. Staremo a vedere se succederà anche quest'anno. Attenzione intanto a Ziberi che trova la ribattuta di Hakimi, prova ad andarsene Onzaka, Onzaka attaccato da Basso che è entrato in campo da poco. Tocco largo per Rafinha, Rafinha sul secondo palo, c'è Vascello che attenzione lancia il contropiede Ziberi, Veronesi però attento, Hakimi ultimo minuto iniziato, Hakimi chiuso da Finato e Basso, rimessa laterale per l'Olimpia con 45 secondi da giocare. La rimessa è però per il Pordenone, dice l'arbitra. La rimessa effettuata con passaggio per Ziberi, attenzione a Koren che prova a bombardare, chiude Onzaka, rimessa 36 secondi. Pordenone che quindi conquista la prima vittoria in trasferta della stagione con un risultato roboante, tutto maturato nel primo tempo. Attenzione intanto a Onzaka che riesce a chiudere su Ziberi, attenzione a Basso, poi la girata di Finato disinnescata da Veronesi che rilancia verso Hakimi, numero di Hakimi, ancora Hakimi ci prova, boato dei tifosi per il 6-1 di Hakimi, 14 secondi dal termine. Ad addolcire un po' la pillola per l'Olimpia, è stato un boato che insomma non si sente quando la squadra è sotto 6-0 che fa il 6-1, un boato come avesse rimontato i 6 gol, è stato pubblico veramente eccezionale. Dice Ziberi la finiamo qui, 6-1 quindi per il Pordenone, con giornata di grazia di Grigolon, 5 gol e del portiere Vascello che non ha evitato il clean sheet proprio nel finale. Olimpia un po' distratta e nervosa nel primo tempo,
è riuscita a pareggiare nel secondo tempo l'1-1 parziale, ma ormai era difficile. Non sarà insomma un Natale da passare con gioia, si deve pensare alla prossima trasferta che venerdì 27 aspetta l'Olimpia sul campo del CDM Futsal a Campo Ligure, in provincia di Genova. A tutti grazie per averci seguito, ovviamente oltre alla buona serata, all'arrivederci al prossimo match casalingo nel 2025. Gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo a tutti coloro che ci hanno seguito in questa partita vinta dal Pordenone sul campo dell'Olimpia con risultato di 6-1. Buona serata ancora e grazie per averci seguito. Di un giocatore del Pordenone con Hakimi intanto che imposta l'azione, lo scambio con Rafinha, poi il lancio in avanti per Vivian, l'uscita di Vascelli, Veronesi che sposta ancora un po' Castaldello, attenzione a Koren, la botta di Koren, respinge Veronesi e poi l'anticipo su Veronesi di Grigolon per Hakimi di nuovo per Castaldello che cerca di involarsi, ci prova sulla destra, palla in mezzo, Rafinha, Thiago, l'uscita di Vascello, buona azione dell'Olimpia per Rafinha, trattenuto ancora Rafinha, la finta, poi la palla gli sfugge, attenzione a Stendler 2-0 per la formazione di casa affidata ad Hakimi, tocco all'indietro per Castaldello, palla in mezzo, poi Rafinha, Hakimi ci prova, prima intenzione, la palla sorvola Veronesi e poi va a recuperare ancora Rafinha, lancio scodellato, intercettato però da Koren, attenzione a Koren, la parata e poi solo mette in rete Grigolon, il 3 a Rafinha, intanto Christel, poi Castaldello, ancora Simoncelli, poi Christel, va via Castaldello a Bortolino, attenzione a Castaldello in mezzo, non ci arriva Simoncelli, palla all'indietro per Rafinha, poi largo per Castaldello, sempre con il duello con Bortolin, palla che arriva di nuovo a Rafinha, attenzione al passaggio, Christel in mezzo, poi spazza via dalla bianca, un fallo laterale, finisce giù intanto Frisenna, ma non fiscano più gli arbitri. Intanto attenzione che si è un po' addormentata l'Olimpia, poi Grigolone e la palla che entra in negozio, ancora Rafinha largo per Hakimi che prova ad andarsi sulla destra, evita Bortolin, palo esterno da parte di... Pronto sul punto di battuta Rafinha, c'è Fasanelli che è entrato in campo anche dopo il time out, il ruolo di pivot, botta di Hakimi e terzo palo per lui, proprio che ha poi provocato la caduta del giocatore che ha appena lasciato il campo. Attenzione alla punizione, la palla colpita, però un bel calcio di punizione quello di Bortolin, se non vado errato, che praticamente 3 minuti e 20 rientra in campo Castaldello per Fasanelli, rilancio di Vascello sempre perfetto e gol di testa da parte di Frisenna e per Rafinha, chiedo scusa, duello all'arma bianca con Koren, poi arriva anche Grigolone, la palla poi di Hakimi che finisce, ancora Christel, pallone che arriva a Vascello, attenzione a Vascello che trova spazio, Vascello col destro dalla bianca, Rafinha, lo scambio fra i due, ancora Rafinha, respinge Vascello a mani aperte, va via Bortolin ad Hakimi, Bortolin non inquadra la porta, rimessa all'indietro, intanto finiscono in giù i due in area, ma si prosegue, Thiago in mezzo, Simoncelli, si gira Simoncelli, no, la palla finisce alta, un po' rimessa dal fondo, sono guardati gli arbitri, avevamo capito, attenzione, ancora Grigolone
e sono 5 per Grigolon, 6 per il Pordenone. Apertura per Dalla Bianca che però riesce ad agganciarla ma non controllarla, e quindi palla che arriva a Veronesi che ha già dato la sfera a Rafinha. Rafinha per Vivian, Vivian prova sul secondo palo di un giocatore del Pordenone, con Hakim intanto che imposta l'azione.